Riparte il cammino dell'Entella Sitting Volley, l'unica squadra ligure impegnata in questa disciplina sportiva. Dopo l'esordio assoluto dello scorso anno, la squadra ha ripreso gli allenamenti nella palestra dell'Istituto delle Giannelline a Monte, a Chiavari, con entusiasmo e tanta passione. C'è grande entusiasmo perché questo è il secondo anno, oggi riprendiamo le attività, il primo anno è stato molto positivo, stasera sono tutti presenti, chi viene da Massa, chi da Renzano, chi insomma da Sarzana. Siamo tutti, quindi c'è grande entusiasmo. È una vera e propria avventura, noi siamo gli unici in Liguria e cerchiamo di dare opportunità anche a ragazzi con qualche disabilità, con qualche problematica e fare un percorso assieme. Ecco. Attualmente la rosa è composta da 16 giocatori, tra cui 4 atleti paralimpici e 12 di categoria normo. A portare il saluto dell'amministrazione comunale di Chiavari, la vice sindaco Michela Canepa, al primo allenamento erano presenti anche il presidente territoriale del Levante Ligure della FIPAV, Franco Bocchia, il responsabile del Sitting Volley FIPAV Liguria, Ugo Ricci, l'ex atleta della nazionale italiana Ornella Marchese e Don Paolo Zanandreis dell'ufficio pastorale dello sport della diocesi di Chiavari. Gli allenamenti proseguiranno a Chiavari tutti i lunedì o martedì sera dalle 20:30. L'Entella Sitting Volley parteciperà al trofeo nazionale Rotary Cup, manifestazione in calendario da gennaio a maggio. Giocando a Pisa, a Parma, in giro per il nostro territorio, anche qua stesso l'anno scorso abbiamo fatto un'esibizione a Carasco, abbiamo invitato delle squadre anche famose, ecco, a livello nazionale. Per cui cerchiamo di progredire e di coinvolgere nuovi ragazzi e ragazze e nello stesso tempo creare un gruppo più, come dire, numeroso per poter partecipare anche nei prossimi anni, diciamo, a un torneo a livello nazionale. Ecco.